Ben ritrovati, rieccoci insieme nello spazio dello SPI-CGIL con lo SPI ma anche con la CGIL. Parliamo del post-referendum, lo facciamo con Massimo Cestaro, ben ritrovato qui con noi, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie di esserci, e lo facciamo anche con Maurizio Ferron, segretario CGIL Veneto, politiche contrattuali dei settori privati del terziario, servizi, appalti, previdenza e tant'altro. Allora, incominciamo con lei, segretario CGIL, quindi lavoratori. Avete indetto questo referendum, abbiamo visto, poi vedremo anche un po' delle immagini, gli esiti, non è passato e tante sono state le valutazioni e le considerazioni che sono state fatte da più parti. Cos'è che vi ha lasciato così perplessi su questa parte, non partecipazione, vediamo dal bicchiere mezzo pieno, la partecipazione? Sì, se mi permette direi due cose in premessa prima di rispondere alla sua domanda, che è pure importante. No, la premessa implicitamente risponde a una domanda: ma perché i referendum? Perché promuovere i referendum sul lavoro? Come sa, la CGIL ha promosso i 4 referendum che riguardano il lavoro, tema precarietà, licenziamenti e salute e sicurezza. Allora, 2 punti fondamentali in premessa sono questi. La nostra Costituzione prevede 3 forme di partecipazione dei cittadini, che è un po' l'attuazione del principio scritto nell'articolo 3 della Costituzione, no? La piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale, politica e economica. 3 forme, naturalmente il voto politico, quello ovvio, certo, lo sappiamo tutti, ma a parte quello, le proposte di legge di iniziativa popolare e i referendum come forma di democrazia diretta. Ecco, tenga conto che nel 2017 la CGIL ha raccolto 4 milioni di firme per un disegno di legge di iniziativa popolare su una riforma complessiva dello Statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, alla luce naturalmente del mutato contesto anche economico e lavorativo. E per 3 referendum, uno di questi era proprio sul tema dei licenziamenti. In quel caso non è stato convalidato perché non si è andato al voto. Gli altri 2 erano, fatalità di nuovo, i voucher e gli appalti, che sono stati superati perché nel frattempo il governo ha modificato la legge. Quindi sono state di sollecito in qualche modo, sì, a un'azione governativa. A un'azione del governo in quel caso. Chiudo con questo dicendo che nel frattempo però la nuova disciplina sugli appalti e pure i voucher sono stati fatti rientrare proprio recentemente da un'azione del governo, di questo governo, sostanzialmente entrambe le cose, quindi in qualche maniera vanificando il precedente intervento. Seconda premessa, io la direi così, no, sul perché, il contesto. Ecco, il contesto è questo. Noi siamo in una situazione di squilibrio nel rapporto tra lavoratori e impresa, che non nasce adesso, nasce dall'inizio degli anni 2000, frutto di una serie di interventi che ci sono stati nel corso degli anni dai vari governi, e compreso l'ultimo ovviamente, no, senza escludere. Questo ha portato a una situazione di questa natura. Intanto abbiamo quasi stabilmente uno stock di lavoratori con vari contratti precari, part-time e volontari, a termine e così via, attorno al 30% della forza lavoro. Seconda cosa, i redditi dei lavoratori in Veneto, più di metà, il 52% dei lavoratori dipendenti in Veneto hanno un reddito attorno ai 14.000 euro annui, vuol dire 1.000 euro lordi al mese. Questo è il reddito dei veneti, non sto parlando di altre parti. Peraltro la media veneta è più bassa di quella nazionale, se vogliamo vedere. L'altra metà, il 48% circa, prevalentemente fatta di contratti più stabili e a tempo indeterminato. Prendono meno dei pensionati, per intenderci. Sì, no, i pensionati sta ancora peggio. Hanno un reddito attorno ai 30-34.000 euro, la media fa 24, tra l'altro, poco più, 24.500. C'è un problema di redditi bassi, ma è un problema di redditi bassi che è dato soprattutto da quella forma di precarietà e, se vogliamo, anche di debolezza
anche legata, se vogliamo, al rischio di licenziamenti e così via, illegittimi, che ha depotenziato anche la capacità dei lavoratori di contrattare adeguati cioè vuol dire una sorta di appartenenza. Uno dice: io non sono inquadrato, non ho una stabilità lavorativa, non mi sento neanche parte integrante per potermi pronunciare dal punto di vista di tutele eventuali. Sì, ma è difficile anche avere forza contrattuale sia nel rinnovo dei contratti nazionali che in quelli aziendali dentro una condizione di precarietà e debolezza. Però c'è un dato ancora di più, se vogliamo, oltre al reddito. Sì, sui contratti precari possiamo anche aggiungere che circa 3,9 milioni di persone in Italia hanno i cosiddetti rapporti di lavoro intermittenti o a bassa intensità di lavoro, cioè lavorano meno di un quinto del tempo possibile. E il 10%, 10,5% circa, sono lavoratori che pur avendo un lavoro stabile hanno un reddito, il lavoro povero, inferiore del 60% rispetto alla media. Lavoro povero che è determinato anche da queste condizioni di debolezza. Ultimo dato, salute e sicurezza. Allora, è un tema enorme e rilevante. Quest'anno in Veneto, nei primi 3 mesi, abbiamo avuto 21 persone che hanno perso la vita nel lavoro. L'anno scorso erano 7 nello stesso periodo. E ci sono 70.000 infortuni ogni anno. È un dato impressionante perché questi 70.000 infortuni sono poi la base su cui avvengono anche i casi più pesanti. La maggioranza di questi infortuni, in senso generale in Italia ovviamente, attorno al 70%, avvengono proprio in tutto il sistema degli appalti, subappalti, appalti a cascata e così via. Allora, se questo è il quadro, se c'è un'azione che comunque si fa dentro i luoghi di lavoro come sindacato, nel rapporto con le imprese, eccetera, se il disegno di legge di iniziativa popolare, in questo caso presentato appunto nel 2017, poi non ha avuto un esito di discussione parlamentare perché le forze evidentemente politiche non hanno ritenuto di proseguire un confronto, resta l'altro terreno su cui provare ad agire, che è quello dei referendum. È evidente che il referendum, per sua natura, deve intervenire su punti specifici, certo, sì, molto chirurgici di una normativa, e questo in qualche maniera fa scontare una sorta di complessità del messaggio, se vogliamo. Però noi negli incontri che abbiamo fatto, nelle tante assemblee che abbiamo fatto dentro i luoghi di lavoro e nel territorio, abbiamo sempre usato proprio questa parola in premessa e pure a conclusione, che è questo sostanzialmente. In questo caso non si vota per qualcuno, non si vota per un partito, per uno schieramento, per un'idea politica, così via, per un progetto politico. Si vota per qualcosa, cioè per modificare nel concreto alcune condizioni che cercano di intervenire sullo scenario che ho detto prima: la bassa tutela, la precarietà e la salute e la sicurezza. Ecco, quindi questo è giusto per motivare. Poi finisco con la sua domanda. Lei dice no, la partecipazione e così via. Beh, è chiaro che il nostro obiettivo era quello di arrivare al quorum per poter da oggi da ieri, avere già una modifica normativa che dasse maggiore tutela proprio alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro, così non è avvenuto. E questo pone un tema, se vogliamo. Il tema è questo, quello della partecipazione, se vogliamo, e pure della possibilità per le lavoratrici e i lavoratori o per i cittadini in generale, anzi per essere precisi, di avere voce nella discussione sui temi. Quali sono stati i limiti? Ma certamente uno dei temi è il fatto che metà persone non vota a prescindere e sull'altra metà no, c'è, se vogliamo, la discussione. Questo è un tema su cui tutti i partiti, in particolare tutta la politica, ecco, le istituzioni dovrebbero essere attenti
perché quando cade la Pierluigi, lo interrompo un attimo perché queste riflessioni meritano attenzione. Quando c'è stato, io pensavo all'autonomia del Veneto, sì. ha votato, siamo arrivati al 70%, una percentuale ostrovota, incredibile. Cioè, la domanda era ben precisa, semplice, tale e quale, erano coinvolti, non era politico perché era diciamo regionalistico, e c'è stata una partecipazione veramente altissima, destra, sinistra, centro, non c'entra e prescindere. Si pensava sul voto del lavoro che si potesse arrivare a questo, ma c'è un ma, io parlando con diverse persone, molti l'hanno visto politicizzato. È stato politicizzato di fatto, anche se era un provvedimento che andava contro una manovra che aveva attuato Renzi, che quindi esprimeva una forza politica al governo, ma tanti mi dicono ma allora il sindacato è stato zitto, non ha fatto la rivoluzione civile, ha secondato. Adesso la parte sinistra diciamo, appoggia questo referendum, l'altra si schiera dall'altra parte, diventa politico, un voto politico, e le persone già si sono sentite non più incentivate, perché quando si parla di politica vediamo, come dice lei, una debacle totale. Poi forse anche le diverse domande, perché, pur avendolo capito il referendum, ma perché ne parliamo insieme, ne abbiamo parlato insieme, per me era abbastanza chiaro il quesito. Parlando con altre persone, i quesiti non erano assolutamente chiari, cioè erano più di uno, e già adesso quando poniamo più quesiti davanti alle persone, aspetta un attimo, e non erano così di semplice comprensione, perché c'erano dei risvolti. Tant'è vero che anche quello su appalti, subappalti, attenzione, ci potevano essere delle cose che non erano del tutto così definite, chiare. Il committente, chi è il committente? Il condominio che ordina il lavoro di ristrutturazione della facciata, poi l'impresa lo subappalta, e se succede qualcosa alla cooperativa che di fatto fa il lavoro, il condominio risponde penalmente, perché la cooperativa che ha preso il lavoro dell'impresa, cioè, ho fatto l'esempio banale però così, forse se solo era la domanda sui licenziamenti legittimi, molto semplice, forse solo una, e non fosse stata con risvolti politici, magari avrebbe avuto un consenso maggiore, ma quello della cittadinanza è già là, e abbiamo visto anche gli esiti. Cittadinanza, chi è andato a votare si è espresso in percentuale minore con il sì, è andato più sul no, quindi c'erano delle cose forse un po' critiche, bisogna andare più forse sociologicamente a capire la valenza di questo. E poi, tanti mi hanno detto, sì, fosse stato un sindacato, lo CGIL non si capisce perché, sembra che non sia CGIL, ma sia un sindacato pensionati, no? Che siano i pensionati, accoglie più consenso. La CGIL è sindacato lavoratori e i lavoratori non si sentono più rappresentati come prima. Dove sta il problema? I contratti che non sono instabili, i giovani che non sentono la presenza del sindacato. Non è anche un problema di rappresentatività del sindacato, che deve tornare ad essere quello di un tempo, con modalità diverse presso i lavoratori che sono diversi, perché non è possibile che i giovani non sentano così forte il richiamo. Io proprio sono rimasta veramente, mi è piaciuto chiedere alle persone, vai o non vai, ci fosse stato uno che mi avesse detto vado, e dico ma caspita, lavori in una situazione, guadagni poco, qua vabbè, ma guadagno poco, tanto non serve a niente, e poi faccio un secondo lavoro. E tanti ho scoperto che non ci combattono più con le aziende, si sono arresi, questa è una situazione, faccio un secondo lavoro, è tristissimo, cioè gettare ormai i remi praticamente. È una provocazione che le faccio, certo, ma perché mi ha colpito anche a me. Io pensavo che comunque il quorum si sarebbe superato, lo davo quasi per scontato, perché io attribuivo tutto è lavoro, ma invece poi ci sono stati dei risvolti. Sì, ecco. A parte il mare, allora, okay. Ma il lunedì sì, non c'era il però mare. Lei mette giustamente anche insieme più aspetti che è bene vedere un po' separatamente. Il primo è questo: a parte che nel referendum, che in quel caso era semplicemente consultivo sull'autonomia del Veneto, non ha votato, no, ho fatto un esempio, tutte però queste masse erano il 57%, ma non è questo il punto. Il tema è che se, come in questo caso, si invita all'astensione, avendo già una base di cittadini che per disillusione, disaffezione, per chissà quale altro motivo non vanno a votare, è evidente che si spinge ancora di più al non voto, ma non discutendo di contenuti. Allora chi è che ha politicizzato? Chi ha politicizzato e chi ha invitato all'astensione? Pensi che non siamo nemmeno riusciti ad avere un dibattito pubblico
per spiegare le ragioni del no, dibattito televisivo sui media, come le ragioni del sì, in questo caso al referendum, quindi l'abrogazione, perché non c'era il comitato per il no. Allora la gente non sa, è certo che non sa, perché non c'è nemmeno stato un dibattito, a parte nelle piazze, nelle fabbriche dove siamo riusciti ad arrivare, e non lo sa, no? Sapendo che c'è sicuramente un tema di tecnicalità dei referendum, lei su questo tocca un tasto che è vero, cioè più il messaggio è semplificato, mettiamola così, e più è evidente che la persona... acqua pubblica, acqua privata, va bene. Questo è chiaro. Un messaggio più semplice, le ho fatto l'esempio prima, c'era stato anche nel 2017, solo che in quel caso è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale troppo semplice, era quello sui licenziamenti come lei proponeva, e non è stato accolto, quindi c'è un vincolo in questo senso qua. Però oltre a questo, dicevo l'invito, la politicizzazione fatta da chi ha invitato a non andare a votare, noi abbiamo sempre detto che conta il merito e vogliamo discutere di quello, e non abbiamo nemmeno fatto se vogliamo la spiegazione. Però vorrei portare anche un altro dato. Rapidamente che siamo in pubblicità, prego. Finisco dicendo questo. A proposito di referendum, nel 2022 ci sono stati sempre 5 referendum sulla giustizia, promossi dalla Lega per Salvini, Premier in quel caso là. Ha votato il 20,4%. Allora, questo è per dire che cosa? Che bisogna cambiare il quorum, sostanzialmente. No, è troppo alto. Questo segnala ancora di più un problema di democrazia, se vogliamo, e di partecipazione. Allora, dire la CGIL è riuscita a portare, la CGIL mica solo, insomma, no, c'è stata una discussione pubblica, eccetera, il 30%, significa che ha fatto molto di più di quello che sarebbe il suo normale bacino, certo, se vogliamo, di rappresentanza. C'è poca partecipazione, e questo resta un problema trasversale, comunque sia politico, referendario o quant'altro, c'è poca partecipazione. Andiamo a analizzare anche questo aspetto, vediamo anche chi comunque è stato coinvolto, perché vuole essere coinvolto, è sempre stato come non più lavoratori ma pensionati, e lo facciamo dopo la pubblicità. Allora, voglio sentire anche cosa ne pensa Massimo Cestaro, SPI-CGIL, relativamente agli esiti. Bene o non bene? Come li valutate? A prescindere da... No, beh, come si diceva un attimo fa Maurizio, il quorum non è stato raggiunto, insomma, quindi da questo punto di vista il referendum è fallito. Però è stato un percorso lungo, durante il quale il sindacato dei pensionati, i nostri attivisti, i nostri militanti, i nostri volontari hanno incontrato migliaia di persone, a livello nazionale milioni di persone. E a monte sono state raccolte le firme? A monte sono state raccolte le firme, ma ci sono state esperienze davvero straordinarie. Diciamo, dal nostro punto di vista il ragionamento è: andiamo avanti, insomma, no? Noi abbiamo detto anche durante la campagna elettorale, quando giustamente qualcuno sollevava legittimamente il tema del raggiungimento del quorum, io stesso ho detto, vedremo, insomma. Quello che so è che dopo l'8, il 9 giugno c'è il 10, l'11, il 12, cioè c'è una storia che va avanti. E noi sindacalisti siamo, come dice, animali un po' strani, no? Nel senso che abbiamo sempre presente la parzialità della nostra azione. Mi spiego meglio. Facciamo un rinnovo di un contratto, presentiamo una piattaforma rivendicativa, ma lì ci stanno 10 punti che certo, sappiamo che non portiamo a casa 10 punti. Sappiamo che ne porteremo a casa 3, 4, 5 e gli altri 5 affronteremo la volta dopo. Cioè la nostra è una storia lunga, va avanti. Allora, il tema del lavoro è in sé complicato, lo diceva lei prima. I quesiti sono quesiti oggettivamente complicati. Questo dice due cose. Uno, che naturalmente la materia che riguarda il diritto del lavoro è oggettivamente complessa. Sì. E molto spesso io sento politici che hanno anche responsabilità di governo
che penso un contratto collettivo in una nazione di lavoro non l'abbiano neanche mai visto, cioè neanche mai aperto un libretto per capire cosa c'è dentro, quindi quell'insieme di norme e di regole che determinano il rapporto di lavoro. Ma l'altra cosa è che appunto, essendo cose complesse, i referendum, in particolar modo questi, avrebbero avuto bisogno di informazione. Noi abbiamo fatto dei presidi davanti alla sede della RAI del Veneto, così come sono stati fatti presidi in tutte le sedi regionali della RAI, perché non è stata fatta informazione, salvo gli ultimi giorni qualche cosa. Diceva Maurizio prima, in assenza di un comitato per il no, e avendo voi come emittenti degli obblighi molto precisi rispetto, diciamo, alla parità di trattamento, non essendoci i comitati del no, non abbiamo potuto fare nessuna forma di informazione, salvo credo un'occasione autoprodotta. Cioè, se manca il dibattito, è chiaro che manca anche, diciamo, quegli elementi che mettano nelle condizioni le persone di sapere quello che bolle in pentola. Per noi è una storia che va avanti, proprio perché in questi mesi abbiamo, me lo faccia dire, stabilito un patto con quelli che poi si sono recati a votare, e quel patto implica un'azione di responsabilità da parte nostra che continua, in particolar modo da parte dello SPI, e quindi del sindacato dei pensionati, perché l'abbiamo detto fino alla nausea, cioè le condizioni materiali delle persone che lavorano sono la condizione per la quale le pensioni saranno delle pensioni buone, perché se il lavoro è saltuario, precario, intermittente e povero, le pensioni saranno pensioni povere. Il sistema sociale, scuola, sanità e quant'altro, se non è sorretto dal lavoro, ragione per cui la nostra Costituzione dice Repubblica fondata sul lavoro, non a caso, perché è il lavoro che sostiene la Repubblica in tutti quanti i suoi aspetti. Quindi diciamo il tema è questo, ed è evidente che abbiamo da troppi anni un lavoro povero, veniva detto prima, anche qua. Beh, adesso è a livello, finalmente riconosciuto a livello nazionale che l'Italia è un paese con il lavoro più povero in assoluto. Assolutamente sì, però anche qua bisogna essere chiari, lo dico per quelli, diciamo, un po' più giovani. Quando c'era la lira, per tenere la competitività internazionale, l'Italia svalutava la lira, con un effetto pesante dal punto di vista dell'inflazione, eccetera. Però c'era la scala mobile. Svalutava la lira. Con l'euro l'Italia non può svalutare l'euro, e quindi si è svalutato il lavoro. Ma lì è stato fatto deliberatamente, lo ha messo anche chi l'ha attuato, l'ha messo pubblicamente. Ma chi adesso dice ma il lavoro è povero, allora proviamo a fare dei ragionamenti per capire quali sono le condizioni del nostro sistema produttivo. Guardiamo che fine hanno fatto le grandissime aziende di questo nostro paese, l'Alitalia, la Telecom, la Fiat, cioè quando mancano investimenti pubblici e privati su innovazione di prodotto e di processo, quello che risulta è che l'economia e il lavoro di questo paese rischia di essere messo ai margini. Quindi è inutile che ci si stupisca del fatto che il lavoro è povero, perché mi verrebbe da dire, cioè non è che da 30 anni a sta parte tutti i sindacalisti sono tutti quanti stupidi, insomma, no? Cioè, nel senso che comunque stai in una condizione che sfida la statistica. Sì, però la cosa che lascia abbastanza interdetti è che ci sono stati anni di una buona produttività, di alta remunerazione da parte delle aziende, e anche le aziende piccole hanno fatto cassa. Cioè, e ci sono stati dividendi che per certe realtà sono stati divisi, ma non c'è stato un pensiero più illuminato di dire aspetta che aumento la retribuzione anche ai miei collaboratori dipendenti in modo tale che questi, io dico sempre, siano in grado di comprare il tuo prodotto o servizio, perché il sistema fordista prevedeva faccio una cosa che tu puoi anche ma c'è anche altro, cioè, non solo appunto si è svalutato il lavoro. Se voi andate a guardare quanti contratti collettivi nazionali di lavoro sono registrati al CNEL, sono oltre 1000
contratti collettivi, oltre 1000 contratti collettivi nazionali di lavoro. Di questi 1000, meno di un terzo sono sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi, certo. CGIL e CISUIL, circa 300. Gli altri... Sì, appunto meno. Gli altri sono sottoscritti da soggetti che sono i più diversi, a decine. Allora, una delle questioni che noi abbiamo posto è avere una legge che definisca e che sancisca la rappresentatività sia dei sindacati che dei datori di lavoro, che sono quelli che hanno, in forza di una maggiore rappresentatività, potere negoziale. Certo, siamo un po' in chiusura. Sì. Quindi questo potrebbe aprire a dei lavori ulteriori. Magari delle trattative più che con il governo, che può essere sollecitato con Confindustria da parte del sindacato, chiedo a voi. Qual è la fase successiva, quindi in due parole? Allora, questo messaggio è importante. Non è che sia sparito col referendum il lavoro povero, la salute e la sicurezza, la precarietà e i licenziamenti. No, ma diceva anche Cestaro, ci sono tante cose che vengono... Quindi prosegue la nostra azione normale, sindacale, dentro i luoghi di lavoro, ma nel rapporto anche con chi? Sicuramente con le controparti, quindi con le associazioni datoriali, piccole e grandi che siano, per il rinnovo dei contratti nazionali. E i contratti nazionali non solo parlano di reddito, ma parlano anche di tutele e di salute e sicurezza. Sì. E però anche nei confronti a livello istituzionale, per esempio nei confronti anche con il governo, col Parlamento, con le forze, per fare in modo che i temi del lavoro diventino, i temi del lavoro e della sicurezza sul lavoro naturalmente, diventino come dire, temi anche importanti di discussione pubblica. Questo è il punto di fondo. Allora, se devo dire una cosa è questa: la ricchezza di discussione pubblica, anche con osservazioni di varia natura, alcune le riportava lei prima, con le persone dentro i luoghi di lavoro, ma anche nel territorio, è maturata in questo anno, dalla raccolta firme per il referendum ad oggi. È un patrimonio importante che ci permette ancora di più di dare voce al lavoro, perché questo è l'obiettivo. Poi facciamo il nostro mestiere dentro i luoghi di lavoro, la contrattazione ovviamente, eccetera. Però usiamo tutti gli strumenti, perché altrimenti se non facciamo uscire il lavoro dal cono d'ombra in cui è stato inserito negli ultimi 20 anni, anzi le condizioni arretrano sempre più. E questo è fondamentale. Io vi ringrazio, siamo appunto giunti al termine, una battuta proprio di chiusura anche a lei come SPI pensionati. Voi continuerete anche per i lavoratori, a prescindere assolutamente anche se sì. I pensionati prendono più dei lavoratori. No, assolutamente sì. Poi tra l'altro abbiamo avuto dei momenti straordinari di rapporto con i giovani. Sì. Lei sa che insomma noi facciamo i campi della legalità, certo. Abbiamo questo rapporto intenso con i giovani, con i quali abbiamo potuto approfondire un po' di cose, cioè seminiamo una coscienza civica e poi vedremo quello che succederà. Assolutamente. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro, grazie Massimo Cestaro, Maurizio Ferron di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, naturalmente ci vediamo presto, buon proseguimento.